Torniamo in Italia. 50 anni fa gli scontri davanti alla facoltà di architettura di Valle Giulia a Roma, evento che accese la contestazione del 68 in Italia, un anno straordinario ma anche ricco di contraddizioni che furono subito colte da un intellettuale acuto e tormentato come Pierpaolo Pasolini. Vediamo il servizio di Bruno Luvera. Anche se il nostro omaggio a Pierpaolo Pasolini, l'intellettuale di sinistra, non si schiera con gli studenti che il 1 marzo del 68 da sinistra e da destra caricano i poliziotti a Valle Giulia. Al termine degli scontri si conteranno 148 feriti tra le forze dell'ordine, 478 tra gli studenti. Dalle colonne dell'Espresso spersa ai figli della borghesia: vi odio come odio i vostri papà, scrive, buona razza non mente. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, scrive Pasolini, io simpatizzavo coi poliziotti perché i poliziotti sono figli di poveri. L'intellettuale eretico espulso dal PC nel 49 perché gay rimprovera ai sessantottini di sbagliare bersaglio. Invece di occupare le sedi del PC colpiscono delle divise. Non vedono, accecati dal qualunquismo piccolo borghese, che di fronte a loro a Valle Giulia ci sono persone, non uniformi. Ventenni, figli di periferie caotiche, contadine o urbane, con storie fatte di dignitosa fatica di vivere, in casupole tra gli orti con la salvia rossa. Pasolini rimprovera agli studenti di avere lo stesso occhio cattivo dei padri. Pubblicherà la sua poesia invettiva il 16 giugno del 68, lo stesso giorno in cui a Parigi terminerà l'occupazione della Sorbona, con la vittoria della maggioranza silenziosa di De Gaulle, che archivierà il breve maggio dell'immaginazione senza potere. Per il poeta controcorrente, quel 1 marzo del 68 gli studenti di Valle Giulia, picchiando i poliziotti, impoliticamente avevano indossato loro un uniforme, quella culturale del pensiero unico consumista. allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti.